Bentrovati telespettatori di Globus Television, ma soprattutto anche agli amici di 7 Gold. Bentrovato al nostro Vincenzo Lacorte, bentrovati a tutti gli sportivi catanesi. Buon anno a tutti. Buon anno a tutti, buon anno a tutti. Finalmente si ritorna in campo. Ecco. Diciamolo pure, avevamo bisogno di questa cosa. Le mani, agli atleti prudono i piedi. È vero, è vero, è vero. Si ritorna in campo per questo weekend calcistico certamente molto interessante, perché soprattutto il Catania va ad affrontare una partita non facilissima contro il Benevento, ma di questo insomma avremo modo di parlare anche con gli approfondimenti che hai già preparato. Allora, come è trascorso il tuo ultimo dell'anno? Non è stato male, in famiglia al solito, fra frizzi. Però so che ti arrivano sempre delle news sul calciomercato, che ormai è esploso, no? E questo è il bello, no? Il pepe. Anche se devo dire che mi sembra che comunque a livello locale ci sia molta prudenza. Assolutamente devo dire sì. che ci sono toni assolutamente bassi. Sì. Il Catania guarda in questo momento. Perché sappiamo qual è la difficoltà principale. La conosciamo purtroppo, mentre invece sia il Messina, ma soprattutto il Trapani si sono attivate a 360 gradi. E poi finalmente a Messina è arrivato il momento del nuovo presidente, quindi della nuova cordata, e questa cosa ci riempie di gioia, perché io credo, ne parlavamo poc'anzi fuori diretta, l'arrivo di una nuova forza a Messina permetterà il rilancio del Messina e cambierà chiaramente anche il campionato, perché adesso queste ultime squadre che si trovano nella parte bassa della classifica cercheranno sicuramente di cambiare il verso al loro campionato. Le ultime cartucce, no? Se non cominciano a sparare bene dalle prime diventa sempre più complicato. Molto molto particolare. Sì. Allora a questo punto possiamo vedere subito la schermata riguardante il turno di questo weekend. Finalmente si ritorna in campo, siamo contentissimi perché abbiamo insomma voglia di rivedere il calcio giocato. Crotone Cavese, Juventus Next Generation Casertana, si giocherà giorno 5, quindi domenica, Benevento Catania alle 15, Latina Taranto, Messina Cerignola, si giocherà sempre alle 15 domenica, poi l'incontro Sorrento Monopoli, Giuliano Avellino, Turris Potenza, alle 15 di giorno 6 si giocherà invece Picerno Trapani e poi ci sarà Foggia Team Altamura. Perfetto. È un bel turno, no? Perché ovviamente dietro al Benevento tutto il nostro interesse del Catania a fare quanti più punti, ma naturalmente Monopoli e Avellino stanno lì a guardare, sono lì sornioni. Diciamolo pure che se per caso dovesse succedere, e noi ce lo auguriamo, il Catania batte il Benevento ed il Monopoli ha la sua domenica di gloria, Monopoli che vola al primo posto in classifica, quindi cambiano tutti gli equilibri sotto questo punto di vista. Davvero una novità. La guardiamo adesso invece la classifica. Eccola qua, partiamo da questa classifica della prima giornata di ritorno, con il Benevento in testa con 40 punti, 38 il Monopoli con 35, Avellino, Potenza e Cerignola, 32 il Crotone, 31 il Catania con 30 il Giuliano, 28 punti per Trapani e Picerno, 27 il Sorrento con 25 il Foggia, 24 la Cavese con 23 Team Altamura, 20 punti per Latina e Casertana, 18 per Juventus Next Generation, 16 punti per il Messina, con 11 la Turris, chiude il Taranto con 3 punti. È veramente una classifica molto equilibrata in vetta, tutta da scoprire adesso nelle prossime domeniche, soprattutto in coda. Non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente sì. Coda che naturalmente purtroppo dobbiamo ahimè pensare ormai a un de profundis per quanto riguarda certamente il Taranto, ma la Turris ha la sua ulteriore stangata che arriverà in corso d'opera. Sì, e quindi sicuramente potrebbe essere la batosta definitiva per la squadra campana. Ed è un peccato. Ma mettiamo da parte gli indugi ed apriamo ufficialmente la trasmissione, e lo facciamo chiaramente con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Allora, Calcio Catania che va in quel di Benevento. Secondo te come si sta preparando la squadra per questa trasferta decisamente impegnativa? Potrebbe essere la trasferta della svolta. Dunque, è chiaro che qui a Catania non si aspetta che altro, se ne parla da settimane. È vero, altro che soprattutto vacanze. Dopo la bella vittoria contro il Sorrento. Infatti, davvero il leitmotiv da 2 settimane a questa parte. Allora, è chiaro che se la squadra
intanto è avvantaggiata che scende con una squadra aperta al gioco, una squadra che fa giocare e Sì, gioca, per sì. carità, altrettanto, anzi più Tutte che le bene, squadre di più che Auteri bene. giocano, Infatti, per sono carità, difficili anche per da carità, battere. degno rispetto massimo Ci mancherebbe, all'avversario, ci mancherebbe. che è davvero da primo della classe merita certamente. La bella vittoria contro il Sorrento Il supporto è servito secondo me per preparare anche questa trasferta. Sì, perché è normale che quando Inglese viene assistito da una punta, da una sottopunta, da un compagno di area che lo mette nelle condizioni di giocare fronte alla porta, Sì. evidentemente Inglese non ha pari. Questo Nella ci fa Serie C, pensare allora che chi dovrebbe combatterlo in Serie C a un Inglese? Vincenzo, allora questo ci fa pensare che probabilmente un compagno di reparto più deciso, Più scafato, più, certo, assolutamente, per Inglese serve. serve assolutamente, è stato Ma la società sotto fondamentale. questo punto di vista non la vedo molto, molto in fermento. La società purtroppo ha questo gap, questo handicap del discorso di liberarsi dei vecchi contratti, che diventerà pesano tantissimo. davvero il leitmotiv di questo calciomercato, se non per operazioni di minore importanza, qualora non ci fosse davvero questa chiave di volta, no? Ma speriamo che, io penso che qui è decisivo il discorso dell'apporto, chiamiamolo, del direttore sportivo in seconda. In seconda, Scusateci il ecco, questo termine, nuovo acquisto è scusateci il servito. termine un po' È così vero. grossolano. Però hai quello lo azzeccato scopo, no? la terminologia, il diciamo direttore sportivo in seconda che aiuta il progetto di Faggiano e probabilmente magari ha rasserenato un po' l'ambiente, perché sai, Molto, la situazione molto. del direttore non è certamente fluida sotto Molto. questo punto di vista. Mettiamo lì altro uomo d'esperienza che ha il suo portafoglio, Sì. perché è chiaro, sappiamo bene, no, che in questi campionati Chiaro. si ragiona così, ognuno ha una lista. Ma questo di giocatori portafoglio però, fedelissimi. Vincenzo, deve Però essere pieno. Questo portafoglio è un portafoglio di nomi, Sì. ma deve diventare di soldi Bravo. sonanti, no? Allora dobbiamo tirare Esatto. fuori i nomi che purtroppo sono in esubero. Questo insomma spetta probabilmente alla dirigenza Sì, sì. e forse solamente in quel caso si può pensare effettivamente a rivalutare e riordinare un po' l'assetto tecnico di questa Ci squadra. vuole un attaccante, anche perché è giusto che Inglese abbia un'alternativa qualora, un attaccante importante intanto, altrettanto decisivo. Magari che non garantisca tantissimi gol. No, ci interessa una metodologia, un Bravo, gioco, bravo. uno schema che sia... Un abbinamento all'attuale certo. forza di Inglese. Certo, assolutamente sì. Allora, sentiamo le parole post partita con il Sorrento di mister Toscano, parole che chiaramente non parlano della partita, ma parlano proprio di una progettualità targata Esatto, Catania 24-25. Oggi abbiamo 32 punti sul campo, non dico tanto, ma almeno 3-4 punti in più li potevamo avere tranquillamente ed eri in una posizione, ma non è che è demerito nostro, è là che dobbiamo migliorare, non le aspettative. Magari ci vogliono anche degli anni, dei mesi, perché ci sono tante società che ci hanno impiegato 4, 5, 6 anni per ritornare in B. Ci lavoriamo per accorciare i tempi. Quando costruisci devi passare attraverso delle difficoltà, a volte ci passi in modo indolore, a volte prendi qualche schiaffo. Il nostro obiettivo è di costruire qualcosa di solido. Ripeto, ci vorranno 6 mesi, ci vorrà un anno, ci vorranno 2 anni, questo è il nostro obiettivo e credo in questo progetto, se non avrei accettato di venire a Catania, di lavorare, di metterci l'anima io e lo staff 24 ore al giorno, perché ci credo nella costruzione di questo progetto. Il momento dove si poteva lavorare meglio, io parlo di organico, di avere tutti a disposizione, qualche punto in più l'avresti potuto avere. Positive tante cose, perché nonostante la sconfitta in casa di domenica, nonostante una settimana particolare, ricca di emozioni e di situazioni da gestire, la squadra ha fatto una prestazione importante. Vuol dire che c'ha nelle corde, con i suoi limiti, con i suoi difetti. Oggi soprattutto in questa settimana ho visto una squadra che voleva lavorare sui suoi difetti per migliorarli e questa è la strada giusta. Tante cose si incastra quello, si incastra quell'altro. Quest'anno e quello non si incastrava, e quello non si incastrava, l'infortunio, e torna indietro, e rilavora, e ricambia il sistema di gioco, ricambia gli interpreti. È stato 6 mesi
Però dico che, e l'ho detto anche ai ragazzi, quello che è successo al direttore è un segnale che qualcosa è cambiato. Avete sentito, le parole di Toscano sono state chiare, insomma dopo la chiacchierata anche con il direttore Faggiano qualche cosa è cambiato, cioè qualche cosa anche nella convinzione è cambiata in questo gruppo. Questo ci fa ben sperare e dalle parole appunto di Domenico Toscano credo che la partita di Benevento possa diventare probabilmente l'apice di un progetto che forse è iniziato subito dopo la vittoria con il Sorrento. Esatto. Parole importanti perché finalmente si riprende a parlare di quella progettualità che quest'estate fu bruscamente interrotta. Interrotta, anche ha detto bene, troppo bruscamente. L'ha detto, ha parlato dei sacrifici suoi dello staff, perché una cosa è prospettare la luna e una cosa è poi vederla nel pozzo, naturalmente sono due cose diverse. E in questo sta ovviamente la serietà di chi è stato scelto, no? E dello suo staff che si è portato con sé, di chi lo collabora, un po' tutti i giocatori che ci mettono del loro. Forse qualche infortunio di troppo, come ha detto bene lui, è stato un po' inaspettato, perché non si inventa niente nessuno. Evidentemente gli infortuni poi hanno creato troppo squilibri che hanno portato certe volte la squadra ad essere proprio in affanno. Scompensata. Perché interi settori proprio bruciati dagli infortuni. È vero. Però dagli infortuni e da qualche infortunio dentro il campo da gioco dal punto di vista tecnico, parlo del portiere, ha portato in evidenza un giovanissimo Damiano Butano, giovanissimo 2008, il portiere degli allievi, degli anni praticamente, che al suo debutto si è comportato bene. Sentiamo le sue parole perché ci emozionano tantissimo. Tutto così veloce, tutto così nuovo, però sono felicissimo, è un grande giorno questo qua. Cioè, avere 15.000, non so quanti sono, con me mi ha dato una grande forza. E questo è stato parte anche di quello che poi ho messo in campo. Però pensare era un po' ancora, siamo nel surreale, nell'improbabile, ecco, non impossibile. E questa sera si è presentata qua una grandissima occasione che abbiamo preso al meglio, ma tutti, chi i primi 11, chi è entrato dopo, abbiamo fatto tutti il meglio. È stato un grandissimo sogno questo qua che si è avverato stasera. Per il futuro io sono del parere che poi vedremo. Non so dirle cosa non so proprio. Non so. La spensieratezza e la follia di quando a 16 anni insomma debutti tra i professionisti. Che bellezza, che bellezza. Noi che seguiamo il calcio giovanile da una vita, è vero. sono cose che emozionano davvero. Un ragazzino preso da... Ci piace però questa bella favola. Qui il Catania ha visto molto bene. Anche io condivido. Coppola ha instaurato questo progetto della collaborazione dei centri federali. Giusto. E hanno beccato il meglio praticamente per quanto riguarda... Guarda, se son rose fioriranno, soprattutto nella carriera di questo giovane portiere che probabilmente siederà in panchina, credo, perché ci sarà il debutto del neo arrivato. Certo, assolutamente sì. Allora, adesso sentiamoci le parole in una brevissima dichiarazione di Gaetano Auteri, cosciente... Andiamo dall'altra parte. Sì, andiamo dall'altra parte, andiamo a Benevento, dove secondo me sanno benissimo che il Catania non è una squadra che non va presa con le pinze, ma va presa con le pinzone. Ripartiamo, ripeto, adesso 4-5 giorni è importante che ci fermiamo e poi ricominceremo a pensare a tutto il resto, però chiudo l'argomento dicendo che fino adesso il percorso è molto positivo, nel giro di ritorno secondo me siamo in grado di fare più punti, oggi abbiamo equiparato quello che abbiamo fatto all'andata, si ricomincia con il Catania.
e vediamo in modo di cominciare a migliorare la media punti rispetto all'andata. Insomma, sarà un Benevento battagliero, come hai detto poc'anzi fuori onda. Non ci perdonerà pronto. nulla, eh? Sono sicuro che comunque la squadra di Gaetano Auteri la partita tenderà a giocarsela, giocherà a pallone e questa cosa potrebbe essere a favore anche del Catania. È questo. Perché il Catania quando c'ha di fronte una squadra che gioca, insomma... Ha dato sempre il meglio. Hai ragione. Ha dato sempre Certo, il meglio, certo. quindi sono sicuro che... Io sono ottimista, forse esagero? No, io lo sono anche. Benissimo, perfetto. Non moderatamente, ma fortemente. Benissimo. Allora, a questo punto chiudiamo dunque la parentesi dedicata al calcio Catania, ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario, tra poco rientreremo in studio e parleremo del Trapani. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia, la puntata dedicata come al solito al campionato di Lega Pro che ritorna in pista proprio in questo weekend. Un weekend che viene purtroppo anticipato anche da una brutta notizia che è arrivata qualche giorno fa, la scomparsa di Aldo Agroppi. Tra l'altro tu hai avuto modo anche quasi indirettamente di parlare di lui tramite il nipote che è un giocatore del Catania. Assolutamente sì, lo abbiamo avuto ospite grazie al Catania FC, a Angelo Scaltriti, responsabile della comunicazione del Catania FC. Lo abbiamo avuto ospite nell'ultima puntata di Calcionate, prima delle vacanze, prima della vigilia di Natale. E chiaramente io, sapendo della parentela, ho approfittato per fare delle domande pertinenti ad Alessandro. E lui chiaramente ci parla di questo grande nonno, contento che anche lui avesse uno sviluppo nel calcio, nello sport che lui ha amato per tutta la vita. E soprattutto, la cosa importante, il nonno mi raccomanda sempre di comportarmi bene fuori dal campo. Condivido assolutamente le parole che ha detto il nipote, perché Aldo Agroppi è stato veramente un giocatore uomo sia in campo che fuori dal campo. In campo ricordiamo il miracolo del Torino, ricordiamo anche le 5 presenze in nazionale. Certo. Diciamo, era un personaggio importante. Giocatore di sostanza. E poi, quando ha trasformato la sua attività in opinionista, è stato sempre un opinionista dalle idee chiare e soprattutto dalle parole dirette. Esatto. Non le mandava a dire, le diceva lui. Esatto. E Si è uomo anche per questo, infatti, per dire le cose come stanno, no? Infatti non poi alla fine è stato fatto fuori anche in questo, no? Perché purtroppo ogni tanto probabilmente si è stancato anche lui. Sì, probabilmente pure lui. Quindi un abbraccio forte chiaramente a tutta la famiglia e il ricordo di Aldo Agroppi certamente rimarrà indelebile nel mondo del calcio. Ricordo che ovviamente la FIGC li ufficializza, sì, ci sarà il minuto di raccoglimento. E tra l'altro tengo a precisare che soprattutto qua in Sicilia il minuto di raccoglimento sarà un po' allargato, perché purtroppo in settimana è venuto a mancare un giocatore del Palazzolo FC, campionato di eccellenza, il capitano Nicolas Magno. Purtroppo è la vita. Voltiamo pagina e parliamo adesso del Trapani FC.
Trapani che riparte comunque dopo il pareggio, prima della sosta di fine anno, con il Foggia, che secondo me è stato un po' inaspettato sia dai dirigenti ma soprattutto dai tifosi. Da Ezio Capuano forse si aspettavano ancora un mordente importante per cercare di guadagnare altri 2 punti in classifica. Sì, pensava di essere come dire, in una fase di partenza, di accelerazione immediata, no? Giocare sul nome, sul momento. Tra l'altro dopo la bella anche qualificazione di Coppa, certo. Pensava di essere veramente arrivato su un carro diciamo trainato veramente da cavalli forti, e invece? Invece, come sembra nel calcio, arriva quella palla rotonda però dall'altra parte c'era il Foggia, da una parte e guadagna dall'altra parte. Però dall'altra parte, caro Vincenzo, c'era il Foggia, non l'ultimo arrivato. Non l'ultimo arrivato, quindi credo che comunque alla fine un pareggio ci può anche stare in una partita di cartello come lo era quella che hanno giocato i trapanesi in casa. E Trapani che a questo punto cercherà anche di ulteriormente rafforzare questa rosa. È una delle squadre che più si sente. Ma quanti soldi hanno? Beati loro. Più si sente di giorno in giorno, veramente. È vero. Già ci sono operazioni fatte praticamente? Sì, praticamente sì. E tra l'altro io credo che questa squadra comunque ha già degli elementi molto importanti. Quindi accrescere anche ancora panchina, di più, anche in panchina, accrescere di più questa rosa sicuramente porterà in una posizione di privilegio, soprattutto in questo girone di ritorno, questo Trapani, che tra l'altro si giocherà ancora la possibilità di guadagnare una potenziale terza posizione nei playoff se dovesse andare bene tutto in Coppa. Sentiamo le parole del presidente Valerio Antonini, il vulcanico presidente del Trapani. Trapani è la città che amo, parafrasando una delle più storiche espressioni politiche degli ultimi 30 anni, ma in questo caso non per una mia discesa in politica, come fu allora per il presidente Berlusconi, ma come dichiarazione d'amore per la città che mi ha adottato sia con l'affetto e il coinvolgimento emotivo della gente, sia chiaramente con la cittadinanza onoraria che mi è stata concessa a settembre, che tanto piacere e soddisfazione mi ha dato. Grandi traguardi ci aspettano, sarà un 2025 molto importante. Nel basket tenteremo di realizzare questo grande sogno chiamato scudetto. Tutti sapete quanto io ci tenga e quanto mi sto svenando per arrivarci. Nel calcio con il cambio tecnico mi aspetto una veloce ripartenza, lotteremo fino all'ultimo per andare in Serie B, stiamo facendo dei cambiamenti nella squadra, evidentemente nei ruoli in cui l'allenatore ha capito e identificato quelli che sono i problemi che secondo lui vanno cambiati. Continuerò a ricordare sempre l'importanza di indossare la maglia granata. In quel colore granata c'è l'orgoglio di un'intera comunità che perdona la sconfitta solo se al termine di una partita combattuta con orgoglio, con determinazione, e non perdona quando invece si vedono prestazioni come purtroppo nel calcio abbiamo visto spesso durante questi ultimi 3 mesi. Abbiamo 2 grandi allenatori, Jasmine ed Eziolino, che sono sicuro, oltre a comprendere l'importanza del ruolo che rivestono, daranno tutto quello che possono per centrare gli obiettivi che noi tutti ci auguriamo. Per me è stato un 2024 eccezionale, un anno di successi, un anno in cui ho cambiato la mia vita concentrando quasi tutta la mia attività su Trapani, il mio tempo, il mio lavoro. Ho capito che questo non è più, chiamiamolo, un hobby, un divertimento, ma sta diventando un'opportunità di lavoro eccezionale. Con la costruzione della cittadella dello sport si potrà realizzare qualcosa di unico a livello europeo e credo che tutto questo darà alla città una ricchezza senza precedenti, con uno slancio sia a livello di PIL che a livello di occupazione incredibile, e quindi mi batterò fino all'ultimo per cercare di realizzarlo. Sono chiaramente molto stanco perché è stato un anno difficile e solamente grazie alla straordinaria famiglia che mi ritrovo, a mia moglie Ambra e ai miei figli meravigliosi, riesco a tirare fuori quelle energie che servono a gestire, a mantenere dritta la barra nonostante le grandi responsabilità che io ho, vista la quantità enorme di collaboratori che abbiamo e soprattutto la responsabilità che ho preso nei confronti della città nel portare avanti queste 2 squadre. Che sia uno straordinario 2025 per tutti, forza Trapani e speriamo
a giugno di essere campioni d'Italia. Ciao a tutti. Io direi di fare un applauso al Presidente. Sai perché? È un signor imprenditore. Perché io credo che il suo entusiasmo trasmette quell'energia a tutto l'ambiente. Forse probabilmente Antonini sarebbe stato il presidente ideale per una piazza come Catania, no? Che ha bisogno anche di queste figure dove c'è la presenza continua e dove c'è anche questa voglia sempre di scommettersi e di investire, perché i progetti a Trapani sono chiari, non è che qualcuno se li sta inventando, o sbaglio? No, no, no. Si parla di basket. Si parla di basket. Importantissima. Una realtà come quella di Trapani, seconda in classifica in A1, e quindi se dovesse andare bene anche lì un indotto, quello del basket, che può essere capitalizzato anche con un PIL considerevole, come ha detto lui. Che a quei livelli schiaccia l'occhio verso tutto, verso il budget pubblicitario. Assolutamente, verso, cambierebbero ulteriori tutto. Carezze per la città, in ogni caso. Però lui c'ha sempre un grande obiettivo: portare questo Trapani Calcio in Serie B. Sì. E credo che l'entusiasmo e anche la svolta tecnica sono state delle volontà chiare, precise, determinate. Sì, sì, assolutamente. Il Presidente ha, secondo me, intenzione di rinforzare la vetrinetta della sua bacheca dei trofei. È vero. Dopo aver saccheggiato quelli della Serie D l'anno scorso. Vero. Quest'anno, tra il basket e il calcio, lui si augura naturalmente, ovviamente, vuole andare anche oltre. Vedremo. E ha parlato anche di un altro importante progetto, che è quello del centro sportivo. Bravo, centro sportivo con uno stadio a dimensione europea, con tutto quello che di contorno gira intorno ad una normale partita di calcio. Infatti. Adesso sentiamo come al solito il nostro inviato Enzo Biondo da Trapani. Riparte con il posticipo di lunedì pomeriggio alle 15 da Picerno l'avventura del Trapani nel campionato di Serie C. Un Trapani riveduto e corretto in parte, perché la lista delle partenze e degli arrivi è abbastanza ampia. Ad oggi Udò e Marino già hanno lasciato la casacca granata, altri seguiranno, tra i quali Karic, probabilmente Carrara, forse anche Ciotti e tanti altri. E di contro ovviamente ci sono già i primi arrivi, anche se non ufficiali, ma di certo Cyber giocherà nel Trapani, così come la Ezza probabilmente, ed altri giocatori. Chiaramente il nodo principale chiama in causa l'attaccante Lescano, sul quale punta lo Spezia, e la partenza di Lescano ovviamente obbligherebbe la società a trovare un'alternativa. Tanti nomi che circolano, ma intanto torna il calcio giocato, si riparte da Picerno, formazione che nel girone di andata, espugnando il provinciale con un secco 3-0, determinò la prima dei due cambiamenti della panchina. Costò infatti il posto al mister Torrisi, poi ci fu il breve interregno di Aronda. Adesso il Trapani è affidato a Ezzolino Capuano, che ha presentato alla società un elenco di giocatori, probabilmente molti dei quali lui conosce molto bene e che quasi certamente arriveranno. Spazio naturalmente al calcio giocato. Da Picerno scatterà una sorta di tour de force per la squadra granata, perché oltre agli impegni casalinghi consecutivi con Taranto e Crotone ci sarà anche l'intermezzo di Coppa con la semifinale di andata contro il Rimini, che si giocherà al provinciale, e poi a febbraio il ritorno ovviamente in terra romagnola. Un Trapani naturalmente tutto da scoprire, perché mancheranno parecchie pedine, dei volti già conosciuti, ma che farà sempre leva sul credo calcistico di mister Capuano, che preferisce coprirsi bene e poi tentare una sortita, una ripartenza per magari beffare l'avversario. Picerno in fase calante, non è più la squadra di inizio stagione, ma sempre un avversario tosto, e dunque con la formazione che all'andata rifilò un secco 3-0, riparte questa avventura con la squadra e con la società che non ha per niente messo da parte le proprie ambizioni. Non sarà facile, perché i distacchi sono notevoli, ma c'è tutto un girone quasi da disputare, e chissà se con i rinforzi il Trapani non potrà davvero cambiare pelle.
Un Trapani che potrà cambiar pelle, sono queste le parole di Enzo Biondo, il nostro inviato da Trapani, che conosce bene in questo momento il fermento che c'è a Trapani. Quindi si è un po' tutti coscienti che l'eventuale evoluzione di nuovi ingressi può dare questo cambio di rotta al campionato del Trapani, a parte poi insomma l'entusiasmo di Capuano che conosciamo. Sicuramente un passo più deciso, un passo che vada verso la costanza, che vada diciamo meno pareggi possibilmente, perché sono stati anche quelli che hanno le chiavi condannato di volta della Aronica. situazione, sono le chiavi di volta della situazione. Sì, è vero, meglio non prenderle, ma se l'avversario tira, evidentemente il pareggio ti danneggia. E poi recuperare è sempre molto difficile. Infatti. Tra poco rientreremo in studio e parleremo, per chiudere la puntata, dell'ACR Messina. A tra poco. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredo Bagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno offre una ricerca continua anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 2894 951. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, il nostro progetto sei tu. Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia, la puntata del pre-weekend calcistico siciliano con il Trapani, il Catania e anche il Messina. Ed è proprio la squadra messinese che ha il compito di chiudere la nostra puntata odierna. Direi finalmente il dato è tratto, finalmente sono riusciti a dare una svolta alla stagione e alla vita della CR Messina. Chi? La nuova cordata. Infatti. Sei contento pure tu? Così finalmente diamo un dato certo. Abbiamo un dato certo. Siamo stati molto dubbiosi. Anche oppure troppo, più che direi. dubbiosi siamo stati molto parchi nell'esprimerci, perché queste cordate, ahimè, lasciano sempre un po'. Poi alla fine ci vogliono i fatti. Però stavolta si è andato davanti al notaio, si è firmato. Il passaggio è avvenuto, l'80%, quindi neanche poi pochi. No. Le quote sono state distribuite in maniera molto chiara, 80% a questa nuova cordata AAD Invest, dove c'è questo nuovo presidente. È stato promosso il nuovo presidente. Che si chiama Stefano Alaimo, tra l'altro tra poco lo sentiremo appunto in una dichiarazione. Sì. Dove a questo punto può arrivare questo Messina? Questa svolta dal punto di vista societario, dal punto di vista economico, darà nuova linfa, perché si parla addirittura di un ritorno di Domenico Roma. Un altro grande del mondo del calcio. Sì, ex Foggia tra l'altro. Assolutamente sì, un nome certo, un nome sicuro. Mi è piaciuto che il presidente immediatamente si è sbracciato, è sceso immediatamente in campo, negli uffici, è andato a conoscere uno per uno e tastare con mano la posizione amministrativa e tecnica. Ma cosa serve a questo Messina? Perché la cosa che più mi ha sorpreso è stato che comunque Modica è rimasto al timone, è vero. Cosciente che comunque non aveva molto con cui lavorare. O c'era davvero un patto di ferro con il presidente? Evidentemente. C'era un patto di ferro, evidentemente gli era riconosciuta questa assoluta, come dire, autonomia, questa assoluta, diciamo. Adesso però ci vogliono i giocatori. Ora però ci vogliono fatti, anche perché se è vero che ogni anno a gennaio inizia il nuovo campionato del Messina, certo, non puoi contare sulle statistiche storiche, no? Certo. Ci vogliono i fatti. I fatti sono
l'arrivo di... Il mondo giovane è sempre bello, per carità, però l'elemento di i giocatori di categoria purtroppo, soprattutto nella seconda parte della stagione, fanno la differenza. Lo abbiamo visto. Probabilmente anche l'arrivo di Domenico Roma, che ancora non è stato ufficializzato, però io credo che il ritorno... detto direttamente dal presidente. Però io credo che a questo punto, quando appunto un presidente dà un nome, si esprime. Evidentemente c'è stato già un contatto. Assolutamente. Che sarebbe una cosa positiva soprattutto per Domenico Roma, che si rilancia dopo il mezzo fallimento di Foggia, però. È vero. In una piazza certo altrettanto difficile, appunto, non semplice dal punto di vista dove passione, emotività la fanno da padrone, no? E quindi certo la piazza è giusta per rilanciarsi. Per speriamo bene. Questi sono davvero quei posti. Se dovesse che poi arrivare, auguri. Diventano il benchmark della tua vita, bravo, no? Della tua vita professionale, naturalmente. Allora, tramite Radio Amore, una radio di Messina, siamo riusciti a beccare anche le dichiarazioni a caldo del presidente Stefano Alaimo subito dopo la firma di questo passaggio delle consegne. Perfetto. Signor Alaimo, possiamo fare qualche dichiarazione di che cosa avete parlato? Avremo modo di farlo, le faremo al più presto. Tempistica? Tutto breve, tutto sarà breve. Avete fatto comunque oggi un passo avanti? Sì, un grosso passo avanti. Abbiamo concluso. Va bene? Prossimamente poi ne parleremo. Ma c'è la cessione già oppure ancora no? Formalmente? Sì, c'è la cessione, sì. È stata formalizzata? È stata formalizzata. Lei aveva una procura per firmare per conto della società di ADV? Esattamente. Quando ufficializzerete? Lo sto facendo. Quindi possiamo dire che il Messina è della AD Invest? Esattamente, sì. 80% delle quote? Senta, se la sente dire qualcosa ai tifosi, domenica? Spero di vederli in campo domenica, abbiamo bisogno di loro. Ma adesso possiamo chiamarla Presidente o è azzardato? No, mi può chiamare Presidente. Allora Presidente, in bocca al lupo. Grazie. E lanciamo questo primo messaggio Il primo messaggio che abbiamo 2025. bisogno dei tifosi e li aspetto tutti domenica allo stadio. Abbiamo bisogno di loro. Noi faremo una grossa parte, ma anche loro ci devono aiutare. Un abbraccio, avremo modo di parlare. Ci sarà una conferenza stampa. Però è importante adesso raccontare subito ai tifosi. Lei in Messina non lo ha mai visto in passato, le è capitato con derby col Palermo, col Catania. Ho visto tutto, anche altre partite meno interessanti, tutto ho visto. Non solo il derby. Dichiarazioni a caldo che rendono proprio l'intervista vera, diretta. Il loro sapore. È vero, e siamo contenti perché questa svolta evidentemente serviva non soltanto al Messina ma all'intero campionato, perché il ritorno con più determinazione, soprattutto nel girone di ritorno della squadra siciliana, può probabilmente anche sconvolgere alcuni equilibri di classifica. Mi piace questo signore perché nella pressione del momento, le telecamere che ti avvolgono, ha mantenuto una lucidità e ha citato i tifosi, che sono la chiave magica del calcio. Lo sono sempre stati, in modo particolare quando la squadra non va bene. Dire venite perché abbiamo bisogno di voi, secondo me questo signore qualcosa del calcio la sa, la conosce, la vuole mettere in campo. Allora auguriamo al Messina, al presidente Alaimo, il buon lavoro e speriamo di festeggiare subito con la vittoria in casa praticamente domenica. Con questo abbiamo concluso la nostra puntata, ricchissima perché siamo ritornati in campo dopo le vacanze di Natale e di Capodanno e ci rituffiamo di nuovo nella bella realtà del calcio giocato. Grazie Vincenzo. L'aspettavamo tutti, grazie Ettore e grazie a tutti. Allora, noi chiaramente rimandiamo l'appuntamento a venerdì prossimo, puntuali alle 15:20, sul canale 15 di 7 Gold, ma anche in contemporanea sul canale HBBTV, sempre del canale 15 di Globus Television. E vi ricordo che questa trasmissione è visibile sia sulla pagina on demand di Stadium Sicilia, ma anche sulla pagina Facebook di Globus Magazine. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con Stadium Sicilia è per venerdì prossimo.